Da stamane aumento dell'IVA di un punto dal 21 al 22%, una situazione che grava non solo sui cittadini con gli aumenti a raffica ma anche sui commercianti. Chiaramente questa operazione, questa manovra ricade su tutti, dalle aziende e anche e soprattutto sui consumatori finali, che però in alcuni casi, vedi nell'abbigliamento, non subiranno un aumento dei prezzi perché siamo già nel corso della stagione, quindi chiaramente i commercianti tenderanno a mantenere i prezzi così come erano a inizio di stagione. È chiaro che questo aumento dell'IVA fa un po' cadere le braccia a noi commercianti e a noi anche come utenti di questa società civile, perché chiaramente dimostra lo scarso interesse che questo governo ha nei confronti di noi cittadini. La pensione o gli stipendi diminuiscono sempre di più e la vita aumenta. Quindi, Si prevede un aumento generale, un rincaro generale dei beni di prima necessità anche. purtroppo i beni si consumano, come ho detto poco fa, e i soldi non bastano mai. Buttiamoli tutti a mare completamente, bianchi, neri, rossi, di qualsiasi colore. Abbiamo bisogno di gente nuova, ma gente pulita. Infatti secondo lei è stato un ripiego che graverà solo sui cittadini? Solo esclusivamente. Il detto qual è? Dice, muore Sansone con tutti i filistei. Solo questo sta succedendo. Aumento dell'IVA, una scelta dolorosa per il governo che grava sui cittadini, sui commercianti e su tutta la popolazione. Noi commercianti momentaneamente non lo faremo perché è inutile andare a variare i prezzi di migliaia di articoli. Nel momento in cui arriverà la merce nuova sarà effettuato anche l'aumento dell'IVA. Dico, loro non fanno altro che cercare di uccidere la microeconomia nazionale, perciò è inutile che ogni volta che aumenta una cosa ci lamentiamo, perché poi alla fine non risolviamo niente. O ci ribelliamo o ci accontentiamo di quello che fanno, che è un continuo tassarci. Aumentare l'IVA significa impoverire ancora di più la gente, più povera di quanto è attualmente, e tra l'altro in una città come Agrigento. Penso che ora devo pagare tutte le cose più care, non si può cambiare più, non si può cambiare più. Quindi a questo punto non lo so. Se ne devono andare tutti questi ladroni, tutti, sia a destra che a sinistra.